Ho ascoltato stasera con molto interesse le proposte del professor Pellacani, che ho anche il piacere di conoscere come persona e come famiglia, e quindi stimo non solo professionalmente ma anche sotto il profilo umano. E i punti che lui ha passato in rassegna, dalla occupazione, dal lavoro, che sono sicuramente le priorità, ha toccato anche quello della sicurezza, che viene subito dopo, ma non è meno importante, perché la città ha bisogno di essere seguita, presidiata, perché io che vivo il centro vedo una presenza massiccia di giovani, quindi un desiderio, un interesse di riempire questa città, di tornare ad occuparsi della città, però questo senza la presenza di forze dell'ordine, diciamo, quali che esse siano, o comunali o di polizia di Stato, ritengo che questa presenza possa anche rassicurare e quindi, diciamo, incoraggiare sempre più la presenza di gente anche in orari in cui ormai la consuetudine li ha relegati nelle abitazioni per paura della loro stessa sicurezza ed incolumità. Quindi il programma di Pellacani io lo sottoscrivo e lo condivido.